Ha vissuto 7 giorni turbolenti settimana scorsa, il 3-0 subito in trasferta nel big match contro il Regina Mundi, mercoledì il 2-1 in coppa con il Nicosia. Sembrava scacciare i fantasmi, ma Stassi, che ha segnato già 8 gol in 6 partite ufficiali, ha avuto un grave incidente. I tempi di recupero adesso sembrano essere lunghi. Minuto di silenzio e partiamo. La caccia di punti per raggiungere l'obiettivo della salvezza. In estate c'è stato il ripescaggio per la società neroverde. Bagheria che da oggi inizia un nuovo percorso con questo ostacolo di cui abbiamo parlato, per raggiungere a fine campionato l'eccellenza che qui manca da 11 anni. Le due formazioni: Bagheria che oggi deve fare a meno di Andrada in regia, espulso contro il Regina Mundi. Al suo posto il debutto da titolare per Geraci, invece al posto di Stassi gioca Garcia, anche lui per la prima volta dal primo minuto. Dunque 4-3-3 per Angelo Tomasello, Cagnina in porta, Costa, Cinà, Perricone, Bartoloni in difesa, Fiorentino, Geraci e Caracap a centrocampo. In attacco Giglio, Garcia e Lucera. Risponde il Valderice, dove lo squalificato è Tosto, espulso contro la Renzolo Piccolo Terrasini, sconfitta in casa per 2-1. Tornano Adamo in regia e Guido oggi in panchina. 4-3-3 anche per Giuseppe Gervasi, Giacalone in porta, Pollina, Marrone di Discordia e Parisi in difesa, Alberto Spadaro, Adamo e Loria a centrocampo. Loria alla prima da titolare oggi. In attacco Provenzano, Candela e Nieto. Tutti comodi già da 25 secondi. Adesso è iniziata la partita con Bagheria e Valderice che giocano i primi palloni a disposizione. In panchina per il Bagheria Margarese, per la porta poi Lopresti, De Giorgio, D'Amico, Boatta, Abate, Zumo e Gallina. Occhio al tocco sotto provato proprio da Garcia, che cerca di mettersi in evidenza sin da subito. C'è stata la risposta di Giacalone. Valderice che invece ha a disposizione Pagotto per la porta, poi Scarcella, Nicolò Tarantino classe 2000 alla prima convocazione stagionale, infine Giangrasso, Castiglione, Morello, La Francesca, Calderone e Guido. Cross in mezzo provato da Giglio, respinto in fallo laterale. Il Bagheria cerca di imporre da subito il proprio gioco. Sulla rimessa battuta adesso Fiorentino, il cross provato da parte di Costa, pallone nuovamente fuori, ma stavolta la rimessa è per il Valderice. Squadra che, come dicevamo, ha perso scorsa settimana 1-2 contro la Renzo Lo Piccolo Terrasini. La squadra di Gervasi cerca ancora la prima vittoria in questo campionato di promozione. Le vittorie sono arrivate soltanto in Coppa, l'ultima in settimana, l'1-0 sempre in casa contro il Fulgatore, grazie al gol al 28esimo di Castiglione, che oggi parte dalla panchina. Tra l'altro ancora deve debuttare in campionato. Occhio proprio al Valderice sul secondo palo, la proposta di Provenzano, pallone pericoloso, finisce sul fondo. Ci ha provato la squadra di Gervasi in risposta a ciò che è successo poco fa per il Bagheria. Valderice che oltre al successo contro il Fulgatore ha vinto anche contro il Mazzara nel primo turno di ritorno della Coppa di categoria. Gol decisivo tra l'altro, dato che l'andata di quel match
La punizione per il Valderice. Fischio dell'arbitro. Il gioco si interrompe. Bagheria che in settimana invece ha avuto il Fiorentino stava andando il pallone proprio verso Garcia. Valderice libera. La rimessa per la squadra di Tomasello, battuta adesso con Costa e Gio che scambiano. La chiusura di Frank Adamo. Ancora Costa. Fiorentino prova il tunnel su Adamo, che è difficile da sorpassare. L'anno scorso ha sfiorato il salto in promozione sul campo con la maglia dell'FC Alcamo. Poi l'FC Alcamo è stato ripescato in estate. Lato indisponibili oggi per il Bagheria c'è Rama, che oggi sconta l'ultima giornata. Oltre a starsi fuori ci sono anche Florio e Di Giorgio. Lato Valderice invece ancora assenti Trapani, Benga e Davide Spadaro. Facciamo cose semplici! Bartoloni gira dietro da Caracappa, si torna da Perricone. Cina, adesso Costa. Perricone, il lancio lungo verso la fascia dove sta mandando Lucera. Ancora il Bagheria con Bartoloni. Il possesso palla continua. Lancio profondo, colpo di testa di Discordia. Adamo, adesso il pallone di Loria, che se ne stava andando. Poi niente da fare, copertura da parte di Parisi, la rimessa laterale per il Valderice. Questa qui è una sfida storica, quella tra Bagheria e Valderice. Le due squadre si sono giocate la permanenza in promozione nel 2002 con un play-out vinto dalla Bagheria per 3-0. Era l'11 maggio del 2002, più di 20 anni fa. Sfide anche in eccellenza, in prima categoria. Occhio il cross in mezzo a cercare l'inserimento di Bartoloni da attaccante aggiunto. E qui l'intervento falloso che costringe l'arbitro a fischiare. È stato messo giù Nieto. E si va con la punizione per il Valderice. Ancora la squadra di Tomasello che va dietro con il passaggio di Geraci. Cina verso la fascia di Raimondo Lucera, va fino in fondo, cross in mezzo, pallone nella zona di Gio che cercava il tiro al volo. Scontro con Adamo. Secondo l'arbitro Domenico Leone di Agrigento c'è stato il fallo in attacco da parte dell'ex Aspra.
Gli assistenti sono Marcello Termini di Palermo e Antonio Barone di Marsala. Aiutalo! Franco, aiutalo! Aiutalo! Non ha centrato lo specchio della porta. Sport Palermo in trasferta 2-0 e quello in casa contro la Renzolo Piccolo Terasini per 2-1. Bagheria invece a 6 punti, attualmente in zona playoff. Successi per 6-0 in trasferta contro la Margheritese, poi il 4-0 alla Renzolo Piccolo Terasini e lo stop di settimana scorsa contro il Regina Mundi per 3-0. Questo match è l'unico di oggi per quanto riguarda questa quarta giornata del girone A di promozione siciliana. Domani il resto del programma con Sport Palermo Bagheria 90-011, Progetto Giardinello FC Alcamo, Mazzara Montelepre, Fulgatore Cus Palermo, Aspra Regina Mundi. Alle 18:30 il posticipo Renzolo Piccolo Terasini Margheritese, sfida molto delicata in chiave salvezza. Rimessa a Bagheria che vorrebbe fare le prove per far accelerare questo motore. Garcia mette dietro, Gio calcia debolmente e raso a terra. Peppino, di amicare di mettersi là di non fare. Ferma l'azione Caracappa, poi Bartoloni di testa, intervento di Marrone. Cariche suoi da bordo campo Angelo Tomasello. Tornato a Bagheria quest'estate, aveva lasciato i nerazzurri nel corso della precedente stagione per motivi lavorativi. Poi Giuseppe Pagano ha preso il suo posto, ha condotto la squadra fino alla semifinale playoff, persa contro la Parmonval. Chiusura di discordia. È rimessa per il Bagheria. Costa, cross provato, c'è Provenzano, mette fuori. Costa cross basso, prende però in pieno Gio, pallone a Gio, scambio provato con Costa, poi spazza tutto Parisi. Premiato qualcosa Adamo, c'è la battuta del calcio d'angolo con Lucera. Il pallone in mezzo, c'è la segnalazione del guardalinee dopo la caduta di Provenzano.
Si riprende con questa battuta da parte di Giacalone. Adesso il Valderic ci prova con Fabian Nieto. Il pallone esce, però la bandierina dell'altro assistente si alza. Perricone sale il pallone al piede. Bartoloni, l'attacco dietro di Geraci per Perricone. Adesso Alfonso Cinà. Bartoloni, il cambio di gioco del Bagheria, non ci crede Gio, ma gli è piaciuto questo pallone all'esterno d'attacco di Tomasello. Costa cerca Gio, c'è anche in zona Fiorentino che adesso lotta con Di Discordia. L'arbitro parla con Fiorentino. Disattenzione dei nerazzurri, qui impreciso il lancio per Bartoloni. Adamo, errore anche da parte sua. Gio non trova Lucera. Allora tutto in parità sotto questo punto di vista. Di testa Cinà a colpire contro la proposta a giro di Adamo. Adesso Bartoloni. Cinà. Di Discordia prima di Garcia, c'è il fallo secondo l'arbitro. Avanti il Valderic Provenzano. Polina, il capitano dei neroverdi, oggi in maglia bianca. Riprende la Bagheria, che cambia da una fascia all'altra. Costa ha rischiato qui. Costa.
Proposta in mezzo verso il primo palo, ha cercato il colpo di testa fiorentino. La battuta a rientrare di Raimondo Lucera. Antonio, occhio, Retto, Dani! Attenzione! Luciano, non cadete! Ancora Lucera, sempre con la... Luciano! Via al mister che ne hai sempre due! Spingere, fai arrivare! Valderice che sta contenendo il Bagheria questa prima mezz'ora. Proprio ciò che vuole la squadra di Gervasi. Batte Lucera. Barriera 2 per il Valderice, Lucera in mezzo di discordia in calcio d'angolo. Dai raga, con la testa, non ci siamo! Marcature! Parte Lucera, pallone in mezzo, poi il tentativo alto di Bartoloni. È stato reclamato un fallo in attacco da parte di Perricone su di discordia. Poi Bartoloni è andato alla conclusione alta sopra la traversa. La battuta di Adamo, di testa, poi la difesa del Bagheria allontana, larga Pollina, cross basso, anticipo della mediana nerazzurra, la ripartenza dalla difesa. Lucera. Costa. Geraci. Bartoloni, fallo. Commesso da Nieto. Da Morello. Punizione Bagheria, Lucera verso la porta. Giacalone si distende, ma l'arbitro ferma tutto. Altro fallo. Altra punizione fischiata dall'arbitro che parla con Candela.
Costa. Per altre scelte. Il Valderice è sempre lì. Tattica abbastanza chiara e sta riuscendo. Ucerà fino in fondo, cross basso in mezzo, pallone ricevuto da Gio, vuole il calcio di rigore, non c'è nulla secondo l'arbitro. La girata, spalla alla porta, provata da Gio. Giraci, Bartoloni, ritorno in difesa per un Bagheria, prova sempre ad alzare i ritmi. Si può riassumere un po' così quello che è stato adesso. Molte chance di avanzare là davanti per il Valderice. Abbiamo appena visto uno spunto di ciò che è possibile fare al momento per la squadra di Gervasi. Tanti confermati rispetto all'anno scorso, stagione giocata in prima categoria. Fallo di Cina, ammonizione, e allora calcio di punizione per il Valderice. Ancora Frank Adamo, perde il possesso in due a voler recuperare lato Bagheria, rimane giù il centrocampista del Valderice e viene chiesto l'intervento della panchina. Classica acqua da bordo campo. Si rialza Adamo, e i compagni ne approfittano per rinfrescarsi quando mancano ormai meno di 5 minuti alla fine di questo primo tempo, non sicuramente emozionante. Manca ancora quella occasione fondamentale, importante. Scambio rapido della Bagheria, si avvicina sempre di più alla porta, si gira Garcia e torna da Alfonso Cina.
Giglio. Lancio lungo con il petto. Capitan Polina per i giocatori. Fallo di Bartoloni, secondo l'arbitro, nel momento in cui è andato a saltare per colpirla di testa. Chiede spiegazioni l'argentino. E allora Adamo. Il pallone in mezzo, tutti a saltare un po', tutti a vuoto. Ripartiamo comunque dal secondo tempo perché ho visto la squadra che comunque ha reagito. Ripartiamo da lì e cercheremo di analizzare questa sconfitta in termini tecnici e poi chiaramente già da martedì prepareremo l'altra. Quindi la tifoseria può stare tranquilla? Ma siamo ancora agli inizi, io non sono uno che mi esalto nei momenti che quando si vince, non mi abbatto sicuramente dopo una sconfitta. Siamo alla seconda giornata, terza giornata di campionato, è normale che è ancora lunga, però è normale che dobbiamo capire che questo campionato sarà veramente complicato. È stata una bella partita, come hai detto tu, due squadre che si affrontavano alla pari. Penso che la gente che è venuta qui oggi a vedere la partita è stata una bella giornata di sport e si è divertita. Io però personalmente devo fare veramente complimenti ai miei ragazzi, perché oggi sotto l'aspetto della prestazione, sotto l'aspetto dell'attenzione, dell'atteggiamento, ma soprattutto del gioco, perché il secondo gol è arrivato da una bellissima giocata, su una sola posizione, una palla messa in mezzo, siamo arrivati a tutto il portiere, l'abbiamo messa la palla dentro, e quindi sono veramente contento e soddisfatto della prestazione e naturalmente del risultato. Nino è arrivato quest'anno con grandissima voglia di giocare, ha lavorato bene, si è fatto male, ma noi conosciamo bene, io conosco bene il lavoro, il valore di Nino e naturalmente lo stiamo aspettando, l'abbiamo aspettato, ancora non c'ha i 90 minuti nelle gambe, però oggi è entrato, ha portato 20 minuti, era questo che lui aveva e si è fatto trovare subito pronto. Lo dobbiamo sempre crescere e migliorare e non dimentichiamo che veniamo da, e lo dico, mi prendo tutte le mie responsabilità, veniamo da una pessima prestazione a Partinico, soprattutto il secondo tempo, e quindi questo non deve succedere. Oggi i miei ragazzi hanno avuto subito pronti una grandissima risposta, una grandissima prestazione. Noi vogliamo solo giocarcela alla pari con tutti e mi auguro che il prima possibile possa avere a disposizione l'intero organico e quindi niente, noi ci vogliamo divertire e vogliamo divertire anche le persone che vengono a vedere la nostra partita. Castro, devo essere sincero, è stata una bellissima scoperta, ci siamo fidati di qualche osservatore e naturalmente non è stato facile perché il ragazzo viene dal Brasile, l'abbiamo aspettato perché purtroppo ci sono dovuti tempi burocratici per tesserarlo, però è stata una bella scoperta perché il ragazzo è umile, si vuole mettere a disposizione, ha fame e quindi ha voglia di giocare e adesso ci auguriamo tutti quanti che ci possa dare una grossa mano. È tutto merito della squadra, della società, perché comunque ho passato dei mesetti un po' difficili, mi sono fatto male in preparazione. Oggi però forse è finito un periodo più brutto e speriamo sia iniziato uno molto più bello. Alcuni sì, erano miei ex compagni, ma quasi tutto il gruppo poi lo conoscevo già e quindi adesso lo stiamo formando perché si sa che si forma in questo periodo il gruppo. Devo dire grazie a loro, al mister e alla società perché secondo me ci toglieremo belle soddisfazioni. Credere in noi stessi e comunque nonostante avevamo preso il gol a pochi minuti dal primo tempo, comunque stavamo facendo bene, quindi poi siamo entrati in campo e ce l'abbiamo messa tutta per il mister, per la squadra, per i tifosi e per la società. Pensiamo a salvarci, poi vediamo il resto.
Aldo! Vai Dani! È iniziato il secondo tempo di Bagheria Valderice subito con questa conclusione che finisce sul fondo da parte di Provenzano. 0-0 dopo i primi 45 minuti in una partita non spettacolare, poche occasioni. Il Valderice ha aspettato gli avversari per tutto il tempo, unico tiro in porta, una punizione rasoterra debole di Adamo. Per il resto la Bagheria ha dominato ma senza essere pericolosissimo. Non c'è stato alcun cambio nel corso dell'intervallo, dunque gli 11 per squadra sono sempre quelli. 4-3-3 da entrambe le parti, con il Bagheria di Angelo Tomasello che ha Cagnina in porta, Costa, Cinà, Perricone e Bartoloni in difesa, centrocampo con Fiorentino, Geraci e Caracappa, Giglio, Garcia e Lucera in attacco. Valderice che risponde con Giacallone in porta, Pollina, Marrone, Di Discordia e Parisi in difesa, a centrocampo Alberto Spadaro, Adamo e Morello, in attacco Provenzano, Candela e Loria. Arbitro è Domenico Leone di Agrigento che ha fischiato questa punizione per il Bagheria. Parte Lucera a giro centrale per Giacalone. Gli assistenti sono Marcello Termini di Palermo e Antonio Barone di Marsala. Fresco qui a Bagheria, partita sempre a porte chiuse per i lavori allo stadio. Lucera avanti, si accentra, finisce giù quasi al confine dell'area di rigore. Qui allo stadio si aspetta la copertura della tribuna con la tettoia. Intanto i gradoni sono stati verniciati. Non la prende Bartoloni. Allora sale il Valderice con questa proposta al centro a cercare Loria, allontana Costa, dall'altro lato sale Adamo, mette in mezzo basso Candela, non ci può arrivare. L'arbitro interrompe il gioco, si erano alzati i ritmi. È stato questo un po' il tentativo della Bagheria lungo il corso del primo tempo. Loria, sale il Valderice, quasi fermato con fallo dagli avversari, in due a pressare Loria, sia Caracappa che Cinà. Adesso Adamo, calcia, Cagnina lascia scorrere, ci prova ancora Frank Adamo, senza però centrare la porta in questo caso. Allora si riparte da Cagnina. A
disposizione per il Bagheria, in panchina Margarese per la Porta, poi Lopresti, De Giorgio, D'Amico, Boatta, Abate, Zummo e Gallina, con la prima convocazione, ma ancora non al meglio. Invece per gli ospiti c'è Pagotto il secondo portiere, poi Scarcella, Tarantino, Giangrasso, Castiglione, Nieto, La Francesca, Calderone e Guido. Fallo su Fiorentino, si chiede un cartellino giallo che per Cinà è arrivato nel primo tempo, unico ammonito al momento della partita. Fiorentina larga, cross in mezzo, prova a saltare Lucera, finisce fuori il pallone di molto. Ricordiamo anche indisponibili tanti da entrambe le parti. Andrade Rama per squalifica lato Bagheria, Stassi Florio e Di Giorgio per infortunio, invece per il Valderice out Tosto per squalifica. Qui avanti nerazzurri con Lucera che ci prova una seconda volta. La conclusione alle stelle di Garcia dopo la proposta dalla destra. E questa qui si può benissimo catalogare come grande occasione. Fuori gioco per Morello, lato Valderice. Non ci sono, oltre a Tosto squalificato, Vassallo, Trapani, Benga e Davide Spadaro. Si continua a giocare nonostante un giocatore del Valderice a terra. Interviene l'arbitro. Arbitro che parla con Fiorentino. Proteste da parte del DS Francesco Tantillo del Bagheria. Adesso il dialogo è con Perricone assieme a Pollina, i due capitani di oggi. Perricone che ha preso la fascia di Stassi. Gervasi intanto ne approfitta per dare qualche indicazione a Loria dalla panchina del Valderice. Si è rialzato chi è rimasto giù poco fa, ovvero Parisi. Si riprende a giocare. Lancio in fascia verso Lucera. Adesso Perricone. Cinà. Costa. Ancora per Aldo Perricone. Tra le linee l'inserimento pericoloso di Bartoloni. Si reclama un fallo, si continua. Conclusione da fuori con la traversa. Colpo di testa in rete di Garcia. Passa il Bagheria sulla ribattuta. Matteo Garcia alla prima da titolare a sostituire Stassi, a fare le veci di Stassi. Segna il gol dell'1-0.
abbraccio con i compagni. Si è fatto trovare pronto l'argentino. Dedica speciale ai nerazzurri in vantaggio. Muro del Valderice che cade sotto il colpo del primo gol in Italia di Matteo Garcia. Qualche protesta dalla panchina del Valderice. Si sono alzati Calderone e Guido a parlare con l'arbitro. Adesso mette a calmare un po' la situazione. Si riprende a giocare con il gol di Garcia. Adesso gli animi in campo si sono alzati un po'. Bagheria decisamente più tranquillo. Perricone. Cina. Pallone lungo in fascia. Adamo prova ad alzare la gamba. Loria la tocca. Torna tutto nella zona di Perricone. Di testa lotta Gio con Parisi. La prende Gio. Passaggio di fatto al portiere del Valderice. Si capisce con i compagni, non si capisce con Lucera che aspettava dall'altro lato. Bartoloni non ce la fa a mantenerla in campo, dunque è calcio d'angolo per il Valderice. Subito in proiezione offensiva la squadra di Gervasi. Adamo non è contento della direzione della Terna, che ha detto qualcosa al guardalinee. Parte Adamo, pallone in mezzo, allontana di testa Costa, poi da lontano Provenzano, la mossa laterale. Parte Pollina. Ancora Pollina, cross in mezzo, di testa Perricone. Scontro spalla contro spalla, Gio e Loria. Alla meglio l'esterno del Bagheria, che allarga tutto. Dalla zona di Fiorentino mette al centro, Velo, c'è il tiro e respinto da Giacalone. Il tentativo di Lucera, grossa occasione per chiuderla di fatto. Lucera ha avuto la palla del 2-0 abbastanza solo, si è fatto ipnotizzare da Giacalone. Costa, cross in mezzo di testa Garcia sul fondo. Continua a provarci l'autore del gol.
Adamo, fallo di Fiorentino e cartellino giallo. Il secondo della partita dopo quello a Cina nel primo tempo. Le indicazioni di Tomasello. Perricone di testa. Adesso Lucera si accentra tra tanti uomini. La riprende il Valderice. Adamo, Candela, fuori gioco. Alzata la bandierina del guardalinee. Tra poco ci sarà il primo cambio nel Valderice. Apertura di Caracappa. Di testa Pollina, adesso Lucera in mezzo a due. Un po' costretto a tornare dietro da Geraci. Bagheria si rifugia da Cagnina. Perricone. Si ritorna ancora dall'ex Accademia Trapani. Fallo su Garcia. Calcio di punizione per Nerazzurri, si va con la sostituzione. Entra Fabiagneto al posto di Pollina, cambio decisamente offensivo. Un esterno d'attacco per un difensore. Anche lui, ex Accademia Trapani. Ce ne sono stati diversi tesserati dal Valderice. Praticamente la coppia dei difensori centrali, Marrone di Discordia, appunto Nieto. Squadra che c'è anche Vincenzo Trapani, attualmente infortunato. Punizione per il Bagheria. Gio e Caracappa. Barriera 3 per il Valderice. Il cross basso in mezzo. Il colpo di testa a levar via, interrompe le varie possibilità. Lucera fino in fondo, si lamenta l'uscita del pallone, poi il tentativo di Costa, ribattuto. Fiorentino si coordina, serie di deviazioni. Geraci gira largo con il passaggio di Bartoloni per Lucera. Fino in fondo, finta, sfida gli avversari, il cross raccolto da Giacaloni. Il duello con Morello da parte di Raimondo Lucera. Provenzano qui, da dietro Bartoloni, riesce a passarla.
per Geraci. Se ne va via Gio. La passa però di Discordia. Adamo. Intervento su di lui che c'è da parte di Gio. Continuano ancora le proteste verso l'arbitro da parte della panchina del Valderice, da parte nello specifico dello staff tecnico della squadra ospite, richiamato varie volte dall'arbitro. Adesso c'è il dialogo con l'allenatore Giuseppe Gervasi. Presente anche l'anno scorso in prima categoria. Sale proprio la sua squadra con questo fallo laterale. Si è cercato il cross con Parisi, poi Costa a prendersi lui la rimessa. Di testa Garcia, trova Adamo. Gio protegge, giù da terra la passa. Passaggio profondo. Lo va a raccogliere Marrone, ma finisce per i giocatori del Bagheria. Il recupero di Fabio Agneto, fallo di Lucera. Lucera è incredulo. Dice dov'è stato questo fallo? Infatti poi viene richiamato Lucera. Punizione Valderice. Adamo. Lucera in barriera. Parte Adamo. Pallone in mezzo. Allontanato con un colpo di testa da parte di Garcia. Non si intendono. Loria Adamo. Riparte Lucera. Si allarga Garcia. Lucera effettua la verticalizzazione per Gio. Chiusura di Alberto Spadaro. Provenzano, pressing di Perricone, si va verso il centro del campo con il Valderice che sale, palla al piede, fallo e ammonizione per Caracappa, finito giù. Candela. Cambio da entrambe le parti. Entra Guido nel Valderice al posto di Loria. Nel Bagheria. Entra D'Amico. Del Valderice è uscito anche Candela. Nel Bagheria esce Fiorentino. Entra D'Amico. Adesso faremo chiarezza su cambi del Valderice.
si procederà con una punizione per il Valderice. Parte Adamo, la girata provata da Marrone, la prende Cagnina. Nel Valderice sono entrati Guido e Castiglione. Non parla più nessuno adesso? Giusto, Aldo. È giusto. Trattenuta su Bartoloni e allora calcio di punizione. Lucera c'è dietro Bartoloni, invece Lucera va verso il centro, la propone in mezzo, colpo di testa sfiorato da Giglio. Nel Valderice Guido si è andato a prendere la mattonella di Candela. Cercato proprio in questo momento da Alberto Spadaro, che ha subito il fallo. È uscito Luria nel Valderice insieme a Candela al posto di Castiglione e Guido. Questo qui il doppio cambio del Valderice di qualche minuto fa. Bartoloni disturbato da Provenzano. Bartoloni fa da solo, serve Garcia che allarga nella zona di Giglio a puntare gli avversari. Giglio calcia, Giacalone respinge, poi al volo il tentativo di Bartoloni da buona posizione. Il Bagheria nel primo tempo ha fatto fatica a creare occasioni pericolose, adesso ne sta sprecando per chiudere la partita. Perricone, sponda di testa di Garcia, però spazzato fuori. Ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora, regge il gol di Matteo Garcia. Giglio vuole controllare, ma è in fuorigioco. Discordia, il tempo per Adamo che è sceso sulla linea dei difensori. Adesso il mediano lo fa Castiglione, che colleziona i suoi primi minuti in questo campionato. Fino ad ora aveva giocato soltanto in Coppa.
punizione per il Valderice. Al solito Batti Adamo. Tutti ad evitare il fuorigioco. Parte Adamo di testa Cina in anticipo su Parisi, si rialza. Lucera, il pallone esce, la rimessa però è sempre del Bagheria. Sempre difficoltà a far arrivare i palloni perché ci sono le grate che delimitano il rettangolo di gioco dall'area di lavori in tribuna, che non sono neanche integre, anche con il rischio di farsi male, soprattutto graffiarsi. Giacalone. Sbagliato il passaggio, il pallone lo va a riprendere il Bagheria, che serve da buona posizione. Garcia calcia ancora sopra la traversa, manca ancora la precisione ai nerazzurri, sempre con Matteo Garcia. Cambio nel Valderice, entra la Francesca. Al posto di Provenzano. Lucera. Caracappa per Ricone. Ancora Caracappa per Lucera, finta, ingannando il nuovo entrato, la Francesca, ex Folgore Castelvetrano. Poi nessuna intesa con Bartoloni. Perricone, Bartoloni, sale palla al piede, poi scarica su Lucera, in due a contrastarlo, sempre con le varie finte. Lucera serve dietro ma non riesce a trovare Bartoloni. Fallo su Castiglione. Tra l'altro l'autore del gol che decise la sfida contro il Folgatore in Coppa mercoledì, appena 3 giorni fa.
Adamo. C'è però l'anticipo di Geraci. Proposta in mezzo di testa Cinà a fermare Parisi, che cerca di coordinarsi, scarica su Nieto, calcia su Cinà. Poi Adamo e il suo diagonale. Finisce tutto fuori. Signore, salita però. Rimane a terra Perricone. Signore, portiamo la munizione. Azione insistita del Valderice. Non la prende Garcia. C'è però Giglio che lotta assieme a Marrone. Marrone finisce a terra. C'è il fallo subito. Posizione immediatamente battuta. Adamo. Passaggio per Guido. Poi Bartoloni. Evita Castiglione. E se ne va in fascia, così come Lucera, che va verso il centro. Ancora Lucera. Aspetta il movimento di qualcuno, non può più calciare. Ancora Lucera. Fallo di Marrone. Lucera praticamente ha fatto in orizzontale il campo, contornando quasi l'area di rigore. Punizione per il Bagheria. Gio e Lucera si confrontano. 4 in barriera per il Valderice. Parte Lucera, Giacalone. Smanaccia via. C'è del fallo Guido, poi ha un confronto acceso con Costa. Caracappa. Perricone. Cinà. Meno di 7 minuti, più recupero ormai. Bagheria sempre in vantaggio grazie al gol di Matteo Garcia. Poteva farne un altro, così come Bartoloni. Cagnina, passaggio centrale, infatti ha fretta il Bagheria di allontanarsi da lì. Fallo subito da D'Amico, lo ha commesso Alberto Spadaro. E allora cambio per il Valderice, esce Parisi, entra Calderone. Finisce i cambi Gervasi, ne ha ancora 4 Tomasello.
è entrato soltanto D'Amico. Qui la sponda verso Gio, nuova rimessa laterale, sale squadra di Tomasello. Lucera, lo pressano in 3, nessun fallo a togliergli il pallone, lanciato Guido, pallone messo fuori. E mancano i palloni. Sta arrivando dall'altro lato. L'arbitro se l'è presa con la panchina della Bagheria. Qui Gio è caduto, cartellino in mano, occhio perché Lucera interviene, quasi ad accendere gli animi, protagonista del nuovo entrato Calderone. I compagni fermano Lucera. Adesso Lucera parla con Adamo, ammonito Lucera. Adamo già da un po' che non è particolarmente contento della direzione della gara. Lancio lungo in mezzo, Cina di testa, lotta il Valderice, Nieto, cross in mezzo, attraversa l'area di rigore, cercando la testa di Discordia. Resta su la squadra di Gervasi. Angolo affidato a Calderone, che ad Adamo gli ha detto: sono entrato per questo, batto io. Parte Calderone in mezzo sul secondo palo, Guido ripropone, trova Bartoloni, trova un altro angolo per il Valderice. Soffre il Bagheria. Valderice cercava proprio questo, approfittando della stanchezza degli avversari. Ancora Calderone, cross al centro, Adamo di testa, oltre la traversa. Quelli che si sono messi più in evidenza nel Valderice, Franco Adamo, la classe 99. L'apertura qui di Geraci a far correre Gio, che si scontra, c'è fallo in attacco. Stiamo entrando nel tempo di recupero, cross in mezzo, Cagnina.
calmare un po' la situazione il portiere del Bagheria. Ci saranno 5 minuti di recupero a partire tra 10 secondi. La girata di D'Amico. Gio, il passaggio verso D'Amico, prova il traversone in mezzo, pallone preso comunque da Garcia in mezzo all'area per Lucera, che non può sicuramente sbagliare da lì, e fa il gol del 2-0. Partita chiusa per il Bagheria. Valderice è un po' scoperto. Lucera non ha perdonato, si è trovato davanti Giacalone, un 1 contro 1. Il gol dell'ex San Giorgio Piana, soprattutto ex del Palermo. E allora 2-0 con il gol numero 4 in stagione per Raimondo Lucera, il secondo in campionato. Conclusione per Cagnina, che per un attimo ha rischiato anche l'autogol. Da centrocampo il Valderice stava segnando il gol del 2-1. Cagnina si è fatto trovare pronto. Nessun fallo di Adamo qui su D'Amico, meglio c'è la norma del vantaggio. Avanti ancora Gio, insiste il Bagheria, che ha rischiato poco fa di subire un Eurogol. Fallo di Caracappa. La battuta del calcio di punizione, pallone però regalato a Lucera. C'è un po' di spazio. Lucera deve puntare agli avversari. Propone in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore. Gio era un po' posizionato non perfettamente per accogliere a sé questo pallone. Ha rischiato qui Castiglione con questa gamba un po' alta. La Francesca. Il pallone per Guido, voleva la sponda da parte sua, si prende il fallo, calcio di punizione per il Valderice. Ne vuole 2 in barriera Cagnina. Studiano qualcosa Adamo e Calderone. Lucera e Geraci in barriera. Adamo corto per Calderone sulla schiena di D'Amico. Il pallone va dall'altro lato con Bartoloni che rilancia lungo. Quello con Alberto Spadaro e Lucera, salta l'avversario. Il Bagheria, proposta al centro con Garcia, esce però Giacalone. Scontro, è ancora viva. Sono rimasti però in 3 a terra, 2 del Bagheria, uno del Valderice che si è rialzato. Cina in anticipo su Di Discordia. Passaggio in fascia.
lo riesce a recuperare Geraci e si accentra il passaggio per Gio, è sempre lì al limite il pallone. Alla fine Calderone mette via ed è triplice fischio. Finisce qui Bagheria Valderice, 3 più 2 minuti di recupero che sono finiti. 2 i gol del Bagheria con Garcia e Lucera che decidono questo anticipo di campionato. Sofferenza all'ultimo per il Bagheria con il tocco di Cagnina, quella traversa da centrocampo del Valderice in risposta proprio al secondo gol che di fatto ha chiuso la partita. Non sicuramente tantissime emozioni. Il Bagheria però ha sprecato nella ripresa, soprattutto quando ha sbloccato la partita. Non l'ha chiusa però, l'ha chiusa alla fine Lucera a causa dei tanti spazi in quel frangente lasciati dal Valderice, che resta un punto, resta con 0 vittorie in campionato, sale a 9 punti il Bagheria che in questo momento aggancia il Cus Palermo che domani dovrà giocare la propria quarta partita di campionato. Il Valderice cercherà di rifarsi settimana prossima, non sarà facile, comunque i neroverdi hanno un po' ottenuto ciò che cercavano nel primo tempo, hanno contenuto l'avversario, sono stati consapevoli della forza dell'avversario e di ciò che si poteva produrre in campo oggi. Le assenze hanno pesato e in campo si festeggia adesso per il Bagheria. Esulta la squadra di Tomasello, prossima settimana trasferta a Montelepre per il Bagheria. Invece per il Valderice ci sarà la sfida interna contro il Borgetto Giardinello. È tutto dal Comunale. Ciao da Salvo Geraci e alla prossima.